Vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi continueremo la nostra sfida in single player, pronti ad affrontare un nuovo evento, quindi una nuova gara che quest'oggi si terrà a Monte Carlo, come potete ben leggere dalla scritta principale. Allora, prima di gettarci immediatamente all'interno dei nostri box Williams e analizzare tutte le sfaccendature del nostro assetto, daremo un'occhiata a una sorta di dettaglio superficiale del nostro circuito tramite la voce narrante che a breve arriverà. Vediamo un po'. Bene, stiamo per cominciare il giro di prova a Monte Carlo, il circuito più trafficato dell'intero calendario di Formula 1. In uscita dall'ultima curva, allargati più che puoi per affrontare il rettilineo. Il DRS e il KERS sono disponibili lungo tutto il tratto fino alla prima curva. Preparati a qualche scossone in frenata e alle ombre degli edifici. Non salire troppo sul cordolo in uscita e attenzione alle barriere mentre sali verso la terza curva. Taglia l'angolo sinistro e poi quello destro e scala le marce. Non lasciare che la vettura vada troppo in sottosterzo perché devi accelerare alla successiva curva a destra. Scendendo dalla collinetta è facile bloccare la ruota interna destra, che potrebbe perdere aderenza in prossimità della quinta curva. Prosegui lungo il tornante, scala in prima, stringi più che puoi sull'angolo interno e poi raddrizzati prima di girare a destra e sfruttare il cordolo disponibile sulla destra. Ora, per la prossima curva a destra prima del tunnel, cerca di riabituare gli occhi e supera il tunnel in velocità. Poi taglia il punto di corda e lascia che la vettura si allarghi. La luce ti inonderà mentre freni al cartello dei 100 metri. Muoviti a sinistra e poi a destra lungo la chicane. Poi spostati sulla corsia destra il più vicino possibile alle barriere prima di muoverti di nuovo verso sinistra e sfruttare tutta la pista disponibile. Alla sezione delle piscine vai a sinistra e ancora a destra, frena in linea retta, avvicinati il più possibile alla barriera sulla destra e sfrutta il cordolo in uscita sulla sinistra. Ora tocca l'insidiosa Rascasso, una curva a destra con doppio punto di corda, l'ultima del tracciato. Prima di affrontarla è fondamentale che in uscita la monoposto sia ben in asse e non vada a toccare il cordolo. Superato questo punto, preparati a concludere il tuo giro qui a Monte Carlo. Bene ragazzi, dopo una discreta descrizione della nostra voce narrante siamo pronti per dare un'occhiata alla nostra prestazione all'interno di questo nuovo circuito. Quindi vediamo un po' quello che sono riuscito a combinare nella sezione delle qualifiche, soprattutto adesso andremo ad analizzare l'assetto importante che è riuscito a farmi ottenere questa prestazione. Vediamo. Bene, eccoci all'interno del nostro box Williams, come potete ben notare i nostri ingegneri alla nostra sinistra e destra, il nostro caro Maldonado ovviamente sempre al suo solito posto con le gomme addirittura targate in rosso, guardate che fighe. Vediamo un po' di analizzare le sfaccendature del nostro circuito. Sono riuscito a ottenere la 13ª posizione in qualifica, come potete ben notare almeno l'11° posto è l'obiettivo concepito dalla nostra scuderia, però io credo che è meglio tenere integra la vettura per questi 20 giri che abbiamo da affrontare, perché è un circuito molto trafficato come ha analizzato la nostra voce narrante e sarà molto difficile tenere il controllo dell'autovettura soprattutto in delle curve che hanno bisogno di un'accelerazione e trazione fenomenale e ovviamente possiamo trovarla espressa direttamente nel nostro assetto. Per quanto riguarda l'aerodinamica, l'alettone anteriore e posteriore sono stati settati in modo tale da ottenere un'ottima aderenza per affrontare quindi le curve alla più alta velocità possibile a scapito della velocità in rettilineo, visto che non abbiamo rettilinei particolarmente lunghi tranne quello della galleria del vento e l'ultimo rettilineo, ovvero quello che ci porterà al rettilineo iniziale. Per quanto riguarda invece la frenata, il bilanciamento è stato impostato più sull'anteriore per avere quindi sovrasterzo e la pressione dei freni ovviamente media, al fine di non bloccare le ruote, i pneumatici in determinate parti del circuito che analizzeremo più avanti. Per quanto riguarda il bilanciamento, barra antirollio anteriore e posteriore sono state settate questi valori molto bassi, soprattutto per avere un'ottima reattività della vettura a causa però di un eccessivo consumo dei pneumatici, quindi dobbiamo adesso controllare la strategia gomme che sia perfetta. Le sospensioni sono abbastanza basse e soprattutto molto rigide per essere soprattutto molto più reattivi in queste belle curve veloci che ritroviamo dinanzi a noi, soprattutto nella sezione delle piscine. Per quanto riguarda il cambio, è stato settato in maniera tale da ottenere un'ottima trazione, soprattutto accelerazione nelle prime fasi di partenza, ma una velocità massima che non è molto elevata a causa della mancanza di rettilinei.
linei. Il motore ovviamente sarà settato con la miscela 2 elevata, inizialmente con la miscela 1 elevata, e in seguito andremo a vedere. Vedete un po' che l'unità motore, il blocco motore è un po' usurato a causa quindi delle nostre eccessive prove in prove libere e qualifiche. Ovviamente pian piano che andremo avanti i motori si usureranno e emaneranno, quindi erogheranno meno potenza. Per quanto riguarda l'allineamento, campanatura anteriore e posteriore sono state settate in modo tale da avere sempre un'aderenza in curva maggiore a scapito della velocità massima in rettilineo. Ok, dato un'occhiata quindi all'assetto, concentriamoci immediatamente sul nostro assetto, sulla nostra strategia di gara. Per quanto riguarda la nostra strategia, il gioco ci consiglia di partire con dei pneumatici morbidi e può essere anche un'ottima tattica, però alcuni di voi mi hanno consigliato di partire con i pneumatici duri e anche io credo che può essere una tattica ideale. Quindi selezioniamo il nostro treno di gomme dure, benissimo, il treno numero 3 può andare bene, speriamo che sia fortunato questo numero. Ok, e al 12° giro metteremo i nostri pneumatici morbidi, che come potete ben notare, ok, perfetto, non possiamo aggiungere altri pit stop. Per quanto riguarda la strategia di carburante, avevo pensato per la strategia carburante aggressiva, in modo tale da compensare con i nostri pneumatici duri a inizio gara, però io utilizzerei una strategia carburante standard, in modo tale da essere un po' più tranquilli. Quella aggressiva magari la utilizzeremo più avanti, visto che adesso siamo in testa a testa con il nostro compagno di squadra, vedete un po', lui è stato sempre migliore in qualifica, però ovviamente noi in gara abbiamo ottenuto il meglio, avendo quindi più punti. Partirà dalla 5ª posizione Maldonato e noi lo seguiremo alla 13ª, e io credo che è proprio arrivato il momento di andare a dare un'occhiata a questa nostra 13ª posizione, gettandosi immediatamente all'interno della pista. Pronti? Eccoci ragazzi all'interno della nostra postazione di partenza in compagnia di Grosjean e Hülkenberg davanti a noi, 3 semafori accesi, ed ecco che facciamo rombare il nostro motore Williams ed ecco che inizia il nostro Gran Premio di Monte Carlo. Hülkenberg, Felipe Massa, Kobayashi dinanzi a noi. Stiamo molto attenti all'entrata della prima curva a non effettuare contatti con gli altri piloti. Ecco che Felipe Massa tenta di superarci all'esterno, ma a quanto pare troviamo 5 vetture tutte agli stessi secondi. Attenzione, vediamo un po' se riusciamo a ottenere qualcosa di vantaggio. Riesce a passare Michael Schumacher davanti a Ricciardo. Felipe Massa un po' imbottigliato attraverso i rottami, vediamo un po' se riusciamo a passarlo soprattutto all'esterno all'entrata della prima curva. Attenzione a non fare bloccare la gomma anteriore destra, si prova un passaggio ma a quanto pare molto difficile, perdiamo un po' di secondi perché Felipe Massa è riuscito a entrare meglio di noi. Vediamo un po' di affrontare in maniera adeguata, si sentono dei suoni un po' meccanici nelle retrovie, probabilmente ci sarà stato qualche contatto, ed ecco che ormai il serpentone si è evoluto. Nona posizione di Van Helgen, riesce a recuperare ben 4 posizioni Felipe Massa e Lewis Hamilton, ovvero il pilota della McLaren dietro di noi. 7ª marcia all'interno della galleria del vento, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Ricciardo davanti a Felipe Massa, potete vedere che ha ottenuto un'ottima partenza adesso verso la sezione delle piscine, con a sinistra numerosi yacht. Ragazzi, guardate un po' che figa questa sezione, attenzione in questa curva molto pericolosa soprattutto per perdere aderenza nel posteriore. Affrontiamo adesso la curva della sezione delle piscine, vedendo un po' di affrontare in maniera adeguata questi bei tornanti. Ed eccoci qui a questa dannata curva che anche in qualifica rompeva un po' le scatole per la sua efficacia nel far sbandare le autovetture. E ok, ed ecco che 8º Maldonato viene superato, entra ai box. Maldonato ai box, probabilmente avrà danneggiato l'autovettura soprattutto nelle prime parti della partita. Vediamo di sistemare nuovamente il nostro carburante, miscela 2 normale, benissimo, secondo giro su 20, 1,30 è il nostro giro migliore. Ritroviamo una certa distanza il pilota della McLaren, ovvero Lewis Hamilton. Attenzione ragazzi, l'obiettivo principale qui non è ottenere l'11° posto, dobbiamo difendere questa nostra 8ª posizione. Non mi butterò adesso in avanti per la conquista di posizioni, ma io devo tenere integra l'autovettura proprio per l'efficacia di questo tracciato nel distruggere soprattutto componenti meccanici con queste dannate barriere che ritroviamo intorno. Attenzione, ok, nuovamente all'entrata della galleria del vento si utilizza un po' di KERS, 80 cavalli in più sono necessari per raggiungere la velocità di 250 km/h, come potete ben notare dal nostro tachimetro in basso a destra. Eccoci qui, adesso un nuovo contatto con la luce ci azzanna un po' gli occhi e vediamo un po' di ottenere una nuova prestazione, una sorta di serpentone si è evoluto in questa seconda parte del tracciato, come potete ben notare. Attenzione a non perdere aderenza in queste fasi iniziali, le gomme dure potranno reggere ben 12 giri visto che non sono state utilizzate completamente in qualifica. Vi ricordo ragazzi che ho avuto un meteo davvero sfavorevole, ovvero nelle prove libere. Attenzione, un meteo piovoso, quindi una maledetta nuvola di fantozzi che mi perseguitava e non sono riuscito a stilare l'assetto nella maniera adeguata. Comunque in qualifica me la sono cavata abbastanza bene, che come mi avete detto è stata necessaria. Attenzione.
disponibile in questo giro. Ricordati che potrai attivarlo Bene. quando ti trovi nella zona prestabilita per l'uso del DRS e la vettura che ti precede ha un distacco inferiore a un secondo. A quanto pare il DRS è stato utilizzato, ma ritornando al discorso di prima per quanto riguarda la sezione della qualifica, e ovviamente il 13° posto mi ha aiutato, è stato proprio il miglior tempo che sono riuscito a fare, ho spremuto tutto da questa autovettura, proprio non sapevo più cosa tirarne fuori, però un 13° posto può essere fondamentale. Siamo ancora nella zona punti, attenzione, ok, nuovamente a questo bel tornante dove le autovetture raggiungono la velocità di 30-40 km/h, è davvero figo vederle dal vivo. Nuovamente alla galleria del vento, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, magari una bella soffiatina di vento ci sarà fondamentale per andare avanti. Attenzione, stavamo perdendo un po' di aderenza, dobbiamo stare attenti adesso nella galleria del vento, soprattutto nei prossimi giri, quando le autovetture continueranno ad andare avanti, perderanno, lasceranno dei detriti provenienti dal surriscaldamento delle gomme che si depositeranno nella parte esterna dell'asfalto, quindi dovremmo stare molto attenti soprattutto per non beccarli e non perdere aderenza. Facciamo fuori il paletto, dannazione stavolta non sono riuscito ad affrontare nella maniera adeguata la curva, però stiamo mantenendo ancora la nostra posizione, ottimo, dobbiamo affrontare il tutto nella maniera regolare. Jenson Button 1.17.542, ottimo giro. Vi ricordo ragazzi che le gomme dure non mi consentono di attuare una tattica aggressiva. Non ho sentito cosa ha detto il nostro dannato ingegnere. Intanto vediamo che c'è stato un incidente nel primo settore, a quanto pare Andando alla grande, siamo 4 posizioni più avanti di quanto ci aspettassimo. il nostro ingegnere ci fa i complimenti perché ci dice che stiamo andando alla grande, 4 posizioni avanti di quanto ci aspettassimo, e proprio in questa pista, una delle piste che non sopporto proprio per la sua efficacia e quindi la sua come possiamo dire staticità, è davvero molto come possiamo dire fantastico che stiamo ottenendo questa posizione. Il nostro ingegnere non lo capisco molto bene in alcune fasi perché mi concentro soprattutto ad affrontare queste curve nella maniera migliore. Abbiamo detto che c'è stato un incidente nel primo settore, a quanto pare qualcuno, attenzione, stiamo perdendo, attenzione, Lewis Hamilton tenta il passaggio all'esterno, ma a quanto pare la Williams viene colpita, avvertimento taglio curva, però Lewis Hamilton ci ha passato, stavamo entrando in curva, ci ha spinto verso destra, dannazione, ci ha mandato appunto fuori pista, a quanto pare c'è stato un incidente che l'ha coinvolto. Adesso diamo un'occhiata a Maldonado. Oh, maledizione, ho tagliato probabilmente l'altra curva, non ho premuto il freno abbastanza bene. Lewis Hamilton a 5 secondi di ritardo, 5 secondi. abbiamo Kobayashi a 5 secondi di ritardo. Allora ragazzi, analizziamo la situazione che ci è apparsa in precedenza. Lewis Hamilton ha tentato il sorpasso all'uscita della galleria del vento e appunto ha fatto bene, però noi all'entrata della curva lo stavamo superando, ci ha stretto verso l'esterno e ci ha mandato appunto fuori pista, facendoci tagliare la curva. Appunto i giudici di gara non ci hanno avvertito con una determinata penalità, proprio perché noi a Lewis Hamilton non l'abbiamo toccato, è stato lui che ci ha fatto, attenzione, maledizione, Fraps ci ha fatto arrivare direttamente verso la paratia esterna del nostro muretto. Abbiamo però adesso Hülkenberg che riesce a superare Kobayashi con un ottimo sorpasso, a quanto pare all'esterno, perché li ritroviamo all'entrata del primo settore. Attenzione, abbiamo 5 secondi di distacco il nostro Hülkenberg, quindi probabilmente Lewis Hamilton sarà entrato ai box per un errore immediatamente suo. Diamo un'occhiata al nostro carburante, abbiamo ancora carburante per 4 giri. Maldonado lo ritroviamo dietro di noi, è stato costretto a entrare all'interno dei box. Intanto abbiamo ancora ben 7 giri da affrontare con questi nostri pneumatici che adesso sono entrati in temperatura e non sono, come potete ben vedere, usurati a dovere. Abbiamo solo le gomme posteriori, dannazione, molto usurate, e ho la preoccupazione che ne sbuchiamo qualcuna. Attenzione, si perde un po' di aderenza, oddio, stavamo finendo in testa coda. Intanto miglioriamo sempre la nostra qualità di giro, come potete vedere 5 decimi di secondo guadagnati in più. Webber riesce a completare come potete vedere Webber riesce a completare il giro veloce. Io sto andando, attenzione, danneggiamo addirittura l'alettone anteriore, non ci voleva. L'alettone anteriore è leggermente danneggiato, non rientrare, non dovresti avere problemi. Ok ragazzi, il nostro alettone anteriore è leggermente danneggiato. Maledizione, sto perdendo un po'. Alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungere. Come potete vedere sono stato un po' perso un attimo di vista le priorità in queste prime fasi delle curve, dove mi sono fatto raggiungere dal nostro Hülkenberg che lo ritroviamo dietro a noi. Maledizione, ho perso un attimo l'ala anteriore in minima parte. Comunque dobbiamo adesso cambiare le gomme, dobbiamo mettere le gomme morbide al fine di ottenere un'ottima prestazione. Abbiamo l'alettone anteriore leggermente danneggiato, e quindi perché proprio ho sbattuto in diverse parti del circuito. Abbiamo impostato adesso il motore con la miscela elevata in modo tale da essere più competitivi, quindi abbiamo le gomme posteriori leggermente
leggermente usurate, quelle anteriori leggermente, però dobbiamo stare molto attenti adesso all'uscita della galleria del vento, perché ritroviamo Hülkenberg dietro di noi che tenterà il sorpasso. Attenzione, molto bene, ricordo che abbiamo impostato la pressione dei nostri freni nella maniera media, quindi dobbiamo frenare con più decisione. Attenzione, ok, Webber ancora detiene il giro veloce, 1.17.282, vedremo ancora che miglioriamo il nostro giro, il nostro miglior giro. Il gap su Hülkenberg è minimo. Eccoci. Continua a spingere, non farsi sorpassare. Amico mio, non mi faccio sorpassare, però devo concentrarmi un attimo nel giro precedente. Scusate ragazzi, ma ho perso un attimo di vista l'autovettura. Dovrebbe effettuare un cambio gomme entro i prossimi 2 giri. Mi sembra che il nostro ingegnere ci ha suggerito che Hülkenberg effettuerà un cambio gomme nei prossimi 2 giri. Wow, bene, attenzione. No, ok. Maledetta questa dannata curva. Prima l'affrontavo in maniera adeguata, adesso le gomme non me lo consentono. Abbiamo 4 decimi di secondo il nostro Hülkenberg, il pilotone dietro di noi, che a quanto pare cercherà di lasciarci indietro, quindi di fregarci la nostra settima posizione, ma non glielo permetteremo mai. Lo ritroviamo di dietro come un mastino inferocito che annusa il nostro alettone posteriore, ma a quanto pare non glielo lasceremo facilmente. 1 secondo e 704 in meno, come potete ben notare. Freniamo nella maniera adeguata, attenzione, ok, benissimo, ripartiamo. Vedete un po' la nostra trazione, soprattutto il cambio. Attenzione, si perde un po' di aderenza, vedete un po' quando la trazione è molto elevata tendiamo a perdere peso e tendiamo a perdere aderenza nel posteriore proprio per la sua leggerezza, quindi dovevo forse aumentare il peso un po'. Dopo aver percorso la zona delle piscine nella maniera adeguata, vediamo un po' a stare molto attenti, perché ci rimangono ancora 12 giri, 923 9 decimi di secondo in meno. Potete vedere che Hülkenberg ci segue a una velocità davvero inaudita. Danno all'ala anteriore, ma non credo che le sue prestazioni ne risentano. Potete vedere che non siamo solo noi ad avere dei danni all'interno della nostra autovettura. Hülkenberg ha dei danni all'ala anteriore che ha causato probabilmente in qualche contatto. La cosa importante ragazzi è non effettuare penalità in queste prime fasi del circuito. Attenzione a non bloccare soprattutto i nostri avversari che si ritrovano dietro di noi. Attenzione, nella maniera migliore affrontiamo queste belle chicane che ritroviamo davanti nuovamente all'interno della galleria del vento. Attenzione a non perdere aderenza, attiviamo il nostro KERS, la nostra energia cinetica riesce a darci soprattutto un ottimo rendimento adesso che abbiamo migliorato il nostro tempo a 1.21.800. Vediamo un po' di entrare nuovamente all'interno di questa sezione nella maniera adeguata. Mi spavento molto in questa dannata curva che ritroviamo davanti, perché abbia impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerci. Devo adesso cambiare immediatamente la sezione del carburante, visto che il nostro ingegnere ce l'ha appena riferito, perché mi ricordo che l'ho lasciato nella sezione 1 elevata, quindi vediamo un po' ragazzi di stare con molta attenzione qui davanti a noi. Ok, oddio, andiamo benissimo. Allora il nostro carburante miscela normale, diamo un'occhiata a quanti galloni di carburante abbiamo ancora dentro. Benissimo, abbiamo migliorato ancora nella maniera adeguata questa bella curva dinanzi a noi, e ci troviamo ancora Hülkenberg a 4 decimi di secondo ragazzi, che ci segue proprio a una velocità di circa 200 km/h nuovamente in questa bella sezione di curve che devono essere. Attenzione, perdiamo un po' l'aderenza, usciamo fuori pista. Attenzione, la cosa che mi preoccupa è avere questo alettone danneggiato davanti a noi, perché davvero non ci permette di affrontare le curve nella maniera adeguata. Vedete un po', blocchiamo la gomma anteriore destra, come avete ben potuto vedere. Si è notato qualche picco di fumo che è uscito al di fuori. Attenzione a non investire immediatamente con queste barriere. Ok, andiamo proprio nella maniera migliore all'interno del nuovamente. Attenzione, tocchiamo la barriera ed ecco che Hülkenberg tenta il sorpasso all'esterno, ma a quanto pare sfruttando tutta l'energia cinetica riusciamo a ritornare in vigore. Wow ragazzi, nono giro su 20, una gara davvero molto sulla difensiva per adesso, dopo una partenza molto meccanica che ha comportato numerosi contrasti. Attenzione, ecco i primi pit stop da parte dei piloti che sono appena usciti. Dobbiamo restare in pista a lungo, il nostro ingegnere ogni tanto dice qualche frase che non ha molto senso. Attenzione. Continua a spingere, non farti sorpassare. Potete vedere ragazzi che i nostri tempi sono migliori nel terzo settore, come avete ben potuto notare. Nel terzo settore prendiamo addirittura 1 secondo di vantaggio, ma nel primo settore, soprattutto nel secondo settore, non riesco a essere molto competitivo. C'è molto traffico ai box in questo momento. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. Ritroviamo davanti a noi Felipe Massa che ha appena effettuato il cambio gomme, si ritrova con delle gomme probabilmente dure. Adesso potete vedere soprattutto l'intensità delle nostre gomme. Attenzione, però vedo un po' il cielo che non è sereno. Date un'occhiata, ritroviamo delle nubi che stanno passando al di sopra della pista. Non è che si metta a piovere proprio adesso, proprio la visibilità è leggermente peggiorata. Ritroviamo un po' un'oscurità che arriva dinanzi a noi. Vediamo se il nostro ingegnere ci informa su qualche novità riguardante l'apparato meteorologico. Intanto Hülkenberg nuovamente ci segue a una... Attenzione! Si perde aderenza, si esce fuori pista.
pista, dannazione, vediamo di riprendere nuovamente il controllo, oddio, perse 2 posizioni, dannazione, abbiamo perso un po' il controllo con la nostra autovettura, riprendiamo la nostra nona posizione, Kobayashi lo ritroviamo di dietro all'11ª posizione, alla 10ª posizione, maledizione ragazzi, vabbè, qualche errore dovuto soprattutto all'usura dei pneumatici. Monta gomme morbide, potremmo avere problemi a colmare il distacco durante questo stint. E ha ragione il nostro ingegnere, probabilmente, anzi più che probabilmente, sicuramente stanno montando i piloti dinanzi a noi delle gomme morbide, quindi sarà molto più dura. Hai un ritardo di 3 secondi sul pilota davanti a te. Sarà molto più dura riprenderli visto che montano delle gomme morbide, quindi vedremo un po' di cambiare nella maniera adeguata le nostre gomme. Maledizione, non ci voleva quel dannato, come possiamo dire, quel dannato testacoda, però guardate ragazzi le gomme posteriori, sono davvero molto usurate. Per un set di gomme dure, ripeto, gomme dure. Gomme dure, ok, hanno montato delle gomme dure al pilota che lo ritroviamo davanti nel momento in cui andrà a fermarsi. Vedete un po' le gomme dure ragazzi che disponiamo nel retrotreno, soprattutto sono delle gomme molto usurate, date un'occhiata, e per questo abbiamo perso aderenza in quello sprint, non avendo più quindi battistrada le gomme escono appunto fuori pista, ci danno appunto un'aderenza un po' negativa che ci fa finire fuori pista, quindi usurandosi nella maniera proprio adeguata. Non abbiamo la possibilità, quindi affrontiamo con calma quindi questa curva. Eccoci qui che stiamo uscendo nuovamente fuori pista, sono stato costretto a frenare proprio in maniera adeguata. Ci becchiamo anche un bel colpo al muro sinistro, Kobayashi lo ritroviamo all'8ª posizione, vediamo un po' di raggiungere la posizione adeguata nel momento in cui tutti si ritrovano in box. E ovviamente sta cercando di raggiungerci il pilota giapponese, ma a quanto pare non glielo permetteremo. Ci troviamo alla 7ª posizione. Sono tra i piloti più veloci in pista, però in queste fasi del circuito mi ritrovo un po' in difficoltà ragazzi, perché davvero con la trazione che devo controllare nella maniera proprio adeguata, mi ritrovo un po' in difficoltà soprattutto con questi pneumatici che perdono soprattutto aderenza nella maniera proprio più rapida possibile, quindi ecco perché sto andando un pochino più piano. Appena metteranno le gomme morbide speriamo di essere molto più competitivi, avendo quindi più aderenza. Ecco che ci ritroviamo immediatamente al muretto dei box, nessuno lo ritroviamo in mezzo, tanto Kobayashi entriamo in box alla fine del giro. Intanto il pilota giapponese dietro di noi tenta di sorpassarci, come potete ben vedere, nella maniera migliore, cerca di trovare un punto di distacco e soprattutto un punto debole nella nostra prestazione per superarci e quindi far valere quindi la sua efficacia, però non glielo permetteremo. Entriamo nuovamente all'interno di queste curve, 221 attenzione, nuovamente queste dannate curve, 2 decimi di secondo ci distaccano dal nostro. Attenzione, Kobayashi tenta il passaggio all'esterno, abbiamo frenato un po' troppo questa volta, però mi ritrovo un po' in una condizione dove lo voglio fare proprio per evitare di uscire fuori pista. Attenzione, adesso ci dovremo dirigere ai box proprio per montare le nostre gomme morbide, vedremo un po' quello che riusciamo a combinare. Intanto con le gomme dure siamo riusciti a guadagnare ben 5 posizioni e soprattutto siamo riusciti a mantenerle a causa di quel dannato testacoda inizialmente. Non sono riuscito a prendere la 5ª posizione, però dai, vedremo un po' quello che riusciamo a fare. Tutto si può recuperare ancora, soprattutto tutto si può mantenere com'è. Adesso dobbiamo mantenere tutta la nostra fede e il nostro buon senso nelle mani dei nostri meccanici, che speriamo siano complete di efficienza come lo sono state in passato. Attenzione, abbiamo l'alettone un po' danneggiato. Eccoci immediatamente all'entrata del pit stop, nella pit lane ritroviamo il nostro alettone un po' danneggiato, vediamo un po' i nostri meccanici si ritrovano addirittura all'uscita della pit lane, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Maldonado passa, il nostro alleato, vediamo un po' quello che riescono a fare. Alettone nuovo, gomme morbide, inizia la gara adesso per noi ragazzi, vediamo un po', adesso la gara inizia in discesa, partiamo, dannazione, e Petrov ci passa, dannazione anche Raikkonen, Hülkenberg, Rosberg, abbiamo numerose posizioni da recuperare. Adesso concentrazione ragazzi, con calma. Ok, abbiamo riassunto il controllo della nostra monoposto, ci troviamo alla 15ª posizione, Perez dinanzi a noi. Vi ricordo che abbiamo, attenzione, il nostro ingegnere ci deve dire qualcosa. Ok, alettone nuovo, tutto nuovo. Adesso ragazzi mi concentrerò più sulla prestazione, vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Perez dinanzi a noi, probabilmente sarà un doppiato, vediamo, a 18esimi siamo addirittura. Dannazione, non ci voleva, oddio, dobbiamo avanzare nella maniera adeguata, forza che riusciamo a passare. Avanti. Gomme morbide, hanno tutti gomme dure ragazzi, abbiamo un leggero vantaggio.
Ok, ma vi ricordo che adesso nella galleria del vento avremo la possibilità di farlo. Utilizziamo il nostro Kers nella maniera adeguata. Forza che ci riusciamo, ma sono abbastanza veloci. Perez, 17ª posizione. Wow, riesce a ottenere il meglio. Wow, vediamo un po' se riusciamo a passare magari di resta. E soprattutto Glock che lo ritroviamo davanti. Si tenta il passaggio all'esterno, siamo molto più veloci. Me ne accorgo, ragazzi, però non trovo lo spazio appunto per superarli. Attenzione, Mexico. Non voglio effettuare penalità, ragazzi, perché non voglio usare i flashback. Quindi non voglio... Attenzione, si prova il passaggio all'interno, non c'è spazio. Si investe addirittura questo bel paletto che abbiamo davanti. Abbiamo la possibilità di finire 14esimi. Avanti. Questo dannato davanti a noi tenta il passaggio all'interno. A quanto pare, oddio, colpiamo il DRS, può essere utilizzato. Avanti, utilizziamo la nostra ala mobile posteriore soprattutto per guadagnare vantaggio. 7 giri, forza che ce la facciamo. Attenzione, oddio. Andiamo, devo essere più calmo, non devo essere così aggressivo perché finisco per beccarmi una penalità. Meglio la 18ª posizione che la 24esima. Andiamo. Forza il nostro Perez nuovamente davanti a noi. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Motore sulla massima potenza. Adesso appena beccheremo un rettilineo lo imposteremo anche noi. Attenzione però, le nostre gomme ce lo consentiranno a breve nel momento in cui entreranno in temperatura. Andiamo. Benissimo, prendiamo la sua scia. Dannazione, ragazzi, Monte Carlo è una pista molto complicata, è difficile ottenere un'ottima prestazione, comunque ci abbiamo provato. Andiamo, mettiamo la nostra miscela levata adesso all'entrata della galleria del vento. 6 giri, voglio almeno conquistare la 17ª posizione. Andiamo, vediamo di superarli questi dannati che abbiamo davanti. Recuperiamo addirittura molto in queste fasi del circuito. Vediamo un po', vedete un po' il sovrasterzo come utile soprattutto in queste curve molto vicine tra loro. Vediamo un po' adesso di non perdere aderenza in questa bella curva. Vedete un po' le gomme morbide piene di integrità, li ritroviamo. Attenzione, le gomme slittano. Attenzione, però siamo riusciti a ottenere soprattutto un'ottima prestazione. Sei a meno di un secondo dalla vettura che ti precede. Preparati a usare il DRS per il sorpasso. Benissimo, pronti a usare il DRS, lo dobbiamo passare. Forza, amico mio, forza il nostro motore Renault, forse ce la fa. Attenzione, maledizione, troppo poco tempo. Proviamo all'interno il passaggio. 16ª posizione guadagnata dal nostro caro Van Helgen. Vediamo un po' se riusciamo a beccarlo. Bandiera verde, la gara riparte, c'è stato qualche incidente. Andiamo, voglio vedere se riesco a prendere l'11ª posizione, ragazzi. Dannazione, abbiamo il nostro Di Resta davanti a noi, il nostro Paul Di Resta. Vedremo un po' se in questi giri riusciremo a guadagnare il tutto. Mamma mia, questa gara mi sta piacendo più delle altre, ragazzi, perché mi ritrovo in una condizione di recupero non difensiva, anzi aggressiva, dove mi devo concentrare soprattutto per guadagnare una posizione. Molto più bello. Andiamo, so che non lo sto facendo proprio del mio meglio, ma non sto facendo un'ottima prestazione, però sto dando del mio meglio. A quanto pare 16ª posizione, siamo partiti dalla 13ª e abbiamo peggiorato un poco. Comunque qualche gara può andare male e almeno si spera che il nostro Maldonado sia riuscito a fare qualcosa in più. Comunque ci sono state gare che abbiamo ottenuto il meglio. 5 giri ancora però, ragazzi, non dobbiamo disperare. Può essere che Di Resta si becca un muro di faccia e finisce fuori pista. Concentriamoci nella maniera migliore perché non abbiamo nessuna possibilità di sbagliare. Ok, andiamo, le nostre gomme morbide ci consentiranno. Il pilota che ti precede potrebbe commettere un errore. Il suo vantaggio non supera i 2 secondi. Suo vantaggio non supera 2 secondi. Benissimo, affrontiamo la curva, bene. Ok, andiamo tutta manetta. 11ª posizione è necessaria. Intanto qualcuno probabilmente sarà entrato ai box oppure no. Ritroviamo anche un bel... Stai raggiungendo un gruppo di piloti lenti, passali alla svelta. Taglio curva, dannazione, ragazzi, devo evitare di tagliare questa dannata curva. Avvertimento, non la devo tagliare più, devo affrontarla in maniera più adeguata, ok? Molto bene, stiamo raggiungendo un gruppo di piloti lenti, dobbiamo concentrarci nella maniera migliore per superarli. Sto tentando di farcela, ma a quanto pare sono molto veloci. La nostra trazione, soprattutto le nostre gomme ce lo stanno, abbiamo i mezzi per farlo, però la mia abilità forse non riesce a farlo. Vediamo un po' se ce la facciamo. Nuovamente queste dannate curve che ci condurranno alla galleria del vento, nella quale abbiamo la possibilità di sfruttare tutta la nostra energia cinetica. Vediamo un po', ci ritroviamo 34 secondi lontano Glock. Vedete un po' il tempo di distacco quant'è grande, quindi dobbiamo almeno conquistare questa 15ª posizione. Abbiamo i giri adeguati per farlo. Ok, nuovamente questa sezione che ci condurrà alla zona, ragazzi, è danneggiata. Mi sono ritrovato a investire direttamente contro un piccolo muretto, però a quanto pare voglio rimanere in pista. Il pilota davanti a te, devi girare su tempi inferiori all'1,19. Maledizione, dobbiamo girare a tempi inferiori a 1,19. Voglio resistere con questa ala un pochino danneggiata, però è molto dura. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi, ha impostato il motore sulla massima potenza. Il motore dell'avversario è stato impostato alla massima potenza, adesso mi serviva, dannazione, l'ala anteriore integra, ragazzi, però mi sono ritrovato a toccare leggermente con una barriera
barriera e quindi dobbiamo essere molto ma molto più precisi. Maledizione, vediamo un po', i piloti si ritrovano dinanzi a noi, non so se riesco a resistere 3 giri con questa ala leggermente danneggiata, come potete ben notare. Non è rimasto molto carburante, tieni d'occhio il livello nei prossimi non ci rimane molto carburante, quindi dobbiamo mantenere la nostra condizione sull'ottimale. Ok, attenzione, taglio curva, attenzione ragazzi, non posso continuare in queste condizioni, devo cambiare l'alettone, maledizione, lo devo cambiare, però vediamo un po' se adesso riesco a beccare questi piloti davanti a noi. Mi serviva l'alettone integro, probabilmente non ci riusciremo a concludere la gara in maniera adeguata. Andiamo, ecco, abbiamo proprio un gruppo di piloti davanti a noi che può essere beccato, però abbiamo terminato tutte le nostre possibilità. Vediamo un po', devo essere adesso, attenzione, ma proprio questa non ci voleva, ragazzi, affrontare queste dannate curve senza un alettone, proprio mi sono trovato a investire contro il muro, è molto più dura. Adesso dobbiamo frenare soprattutto nella maniera adeguata, devo conservare almeno la 16esimo posto fallito, invece il nostro Maldonado alla 6ª posizione, ben 10 posizioni avanti a noi. Una gara molto figa, soprattutto molto diversa dal solito. Vediamo un po' il nostro ingegnere che cosa avrà da dire. Intanto Maldonado ci fa guadagnare ben 8 punti alla scuderia, Jenson Button, Michael Schumacher, Mark Webber. Vediamo un po' dove è finito Lewis Hamilton, 22esima posizione, ritiro. Potete vedere che sono disponibili anche i ritiri e quindi possiamo considerarci possiamo considerare questa prestazione una prestazione discreta. Speriamo di fare meglio soprattutto nelle prossime gare, ragazzi. Vedremo un po' di fare soprattutto meglio in Canada, vediamo un po' di proseguire nella nostra posizione. Vediamo un po', manteniamo ovviamente l'8ª posizione, Pastor Maldonado si ritrova alla 10ª, una gara che è stata un po' di stallo, dove potevamo fare meglio, ma a causa di numerosi errori abbiamo terminato in questa posizione. Comunque nuovamente la Ferrari riesce a essere prima, la Williams 5ª posizione, ancora troviamo tutta la gara aperta, ragazzi, tutto il campionato aperto, quindi nonostante questa cattiva prestazione vedremo di fare meglio nei prossimi circuiti. Allora, vediamo soprattutto adesso che cosa hanno intenzione di dire come possiamo dire, i giornalisti. Guardate un po' le telecamere che non ci vogliono, via di qui, andiamocene via. Vediamo un po' che cosa abbiamo intenzione di fare all'interno dei nostri box principali. Jenson Button è soddisfatto per il podio ottenuto a Monte Carlo. Maldonado taglia il traguardo prima del proprio compagno di squadra, ovviamente è sempre meglio che lo faccia. Dannazione, vabbè, tenteremo di occuparci di lui nei prossimi Gran Premi. Vedete un po' che lo ritroviamo proprio vicino a noi, 34 punti nella classifica piloti e 35 per noi. Nel Gran Premio di Canada vedremo di fare del nostro meglio. Spero che, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!